Buonasera a tutti, visti TV, itte nuove de oie, di e 30 del suo mese di gennaio, che l'abbiamo passato, sta a punto a finire, sanno 2026, cominciamo diretto che sitte nuove de oie, lo stiamo cominciando, insomma, non metto a chi sto parlando da 9 mesi invece che non sono già dal decchio manco Kimbe, mi sono tratteso un po' con qualche cosa. Cominciamo su diritto, insomma, ecco, no, intanto vabbè, mandiamo la sigla, a chi sta mannata. Buonasera a tutti, sono partito prima della sigla, ma torniamo a fare di nuovo. Oggi è dia 29, dia 30, scusate, del suo mese di gennaio 2026. Da un diretto una crata Saida, come si presenta, poi non che le piaitino, questo è un po' bruttati su quest'altro, va arrivato qualche nugheda che si inchidia, ti scampiate in occhi in palaniera, comunque la Yuki molto belle che sopra. Però insomma più o meno la situazione è giusta che l'Olimpio poi dimmo che tutta la valle non era un'altra cosa, insomma non era e non era di preciso che questa nuova avanzano e a Sasunni che non va una ba 30, 40, 20 brocchenti, insomma una molinetta, un pacco punnante prima e poi una minimanne, poi tornata a spalazzare, però poi verso la Sese tornata a copulare e a proere 9 gradi temperatura massima, 6 gradi temperatura minima e vento pare chiesi e un po' stelato. Crasa invece abba. Crasa abba abbondante, comincia da 19, andata aumentando e poi verso la giorni che a che temporata? Temporata da essa giorni che viene da sese de orterie, insomma, abba abbondante e quindi torniamo insomma di sicuro in allerta meteo colore aranzina, non riescono a pogare baitato su Michele su los avviso della protezione civile. 8 gradi temperatura massima, casa 6 gradi temperatura minima. Bene, cominciamo diretto con una bello toccamento una scrittura, eccola qua, toccamento una scrittura, benedetto Samuele Carzeda Cano, Assumunno, in terra sarda e loco vestichesu, buona sorte e buona fortuna Samuele, augurio Meta, a sa mamma, Loretta Canu e a suo babbo Gabriele Cazzeda, Svizzero di Valerio, pochi ne siano sempre il mannino, dizzoso e luppese in salute e serenità. Benedetto Samuele. Vamos uno vesicheso in pruso. Allora, i succede, io so danno lo stoccamento della scrittura solo dei vizi, l'uvula, oranie, che non ne comunicano, e nulla e poi orune, insomma, che non me lo scomunicano naturalmente. E tutto mi dimandano, poi te non do le soldi che sono scritto in fuori, vabbè, intanto che la logica est della crescita di questa vita, insomma, ecco, chi sono in via del spopolamento e quindi è una bella nuova canopina scritti pistino skin scritto la sanagrafe in vizi. Non è così cambiare questa logica, aspetto fino a un costituostro, se sta ponne pure sono scritto in forasa e a proposito della scritto in fora abbiamo scritto uno in numero visto da Joseph Canna che Canna chiesto visto da Canarino
la mamma è st'Angela e del Dio Rune, stanno in continente, sono girato alla Spiedale del Nugolo, capite, chiesa esistono nascano in terra sarda, sarreio chiamanato, vitene, chiesa nascita di Johanna, enzata, besati in bizzi tv, e in effetti la piscinella è segnalata Angela, scusate, Johanna, Cannas Mariani, quindi oh, vabbè. Allora, siccome mi avete un toccamento su schermo e babaitana di trattaiata, bene, la podata questa cosa che è ammirabile, Giubattu chi, Joseph, Samussere, visto che Samussere di Rune viene girato o può anche in modo che era nascito in terra sarda su Pizzino, e quindi ecco quindi che abbiamo una eccezione per questo, però so pessanne da dare toccamento pure se non scritto in fuori da intro comunque del sanassone vizzichesa, ecco, oppure nassone lugulesa e così via, insomma, però anche in maniera chi senza scrivere pure chi va da sente nova intro di questa nassone, insomma, usando il termine nassone e questa maniera di chi lo uso io a Giorgio Sprone, insomma, ecco. Quindi allargamos questa rubrica della scrittura, il toccamento della scrittura, pure a che non sono che in loco sardo, ma che sono in loco della Tirue, in Sudisterro, che però sono anababos o mamas che appartengono a nazione dell'intorno o del vizio o dell'intorno. Ecco, bisogna fare questa variazione, magari la rubrica sia una scritta può anche scrivere che basta una crescita di abitanti in sa terra nostra. Ecco, là una cosa curiosa che ha proposto la terra che alcuno va bene al brullato, ma io non la poato per brulla, la poato per una ricostruzione storica. Gli scritti di una pittura stile Walter Molino, che biaiati sa veterinare nella monne, che è praticamente la l'orificeria in monne, insomma, fatta da Giovanni De Tori, questa pittura è stata fatta da Giovanni De Tori, che è morto dal Pacco, insomma, Doddi, Bifiata pintata una lambretta guidata da Mortadella, Giulio, insomma, dai Giulio e isse a Goroppa con si scritta ci andiamo anche noi in riferimento a una partita del pallone giocata in Natirue. Come hai scoperto questa cosa? Beh, qualcuno me l'ha contata, insomma, e quindi me spassi tu chi sono sempre ricostruzioni storiche, così in sospizzino il dettaglio, lo trovano il dettaglio, insomma, chi viveva nella dimensione chi come non venne in altro termine sono trovano le oie. Bene, e trovano il dettaglio e persone il dettaglio e Gallo de Como o Veste pure Daniele Cossello, chi amos in bici, insomma, una persona veramente particolare, di una storia eccezionale, insomma, del ruolo che ha capito in società e non solo, ma specialmente in musica e specialmente il suo tenore. E poi te lo so, no, tiranne in gioco a Daniele, becca Giuseppe del suo mese quinta lì hanno a dare un attimo un riconoscimento del suo ruolo che ha capito e del suo chi tutto ha fatto, insomma, in questo campo culturale e musicale. E l'hanno dichiarato mastro divulgatore della musica e della cultura sarda, Giuseppe del suo mese quinta in Sassari, da parte del suo conservatorio musicale, insomma, de Sassari.
ed è precisa tal su presidente IAI le nulle a Bilù consegnare. Quindi onore a Daniele, tutto meritato, tutto su chi ha fatto. Bene, colamos sul stoccamento sportivo e amo Zabitese, chi giocata oggi, scusate, giocata questa via, no, giocata del sabato 31 a Sastrese in stadio comunale Giovanni Maria Tilocca in Bottida alle Bittese, Forza Bittese che ha sempre, insomma, intanto pure complimenti a i sponsor che vi sono, chi sostiene in questa squadra, Giulio Bulloni, premiato panificio Pane Carasato, Bar Italia 90, il Pomodoro, questo non si leghete, ecco, Olo Barberi Shop, vabbè, sul Barbieri, esatto, sul Barbieri, che sul Barbieri trovano che bestembizi, come no, ovviamente, scusate, ma la memoria non resta a mia, non ovviamente i tesi narrata, e va bene, e quindi Forza Bittese a volati fare tutto canto naturalmente questa squadra nostra di, in questo periodo è veramente ponenne pila tutto. Intanto ammentiamo che posso scazziatore e che sabato 31 quindi Crasa beste giù il Murzo in dono da parte del Donex che repreziare so scazziatore proprio qua prima di partire in cassa con la ninie si viene sul caffè smorzare e poi parti a cazziare e quindi il Donex ha pensato a questa bella cosa insomma di dare in dono un smorzo a scazziatore. Bene, finito questo andiamo a Soggiornales e entriamo in Nuova Sardegna, prima pagina, frane, la mappa del rischio da Capoterra a Bonorva, al Montalbo, aree da tenere sotto controllo, Tozzi, scienziato, non costruite dove non si può. L'alluvione di Olbia insegna. Intanto a Terranova la dimensionamento scolastico è rivolta nei territori, l'AI 100 milioni non bastano, queste ristoro insomma posso tempo malo, poi abbiamo l'uso l'ironia come arma feroce e dissacrante, questo è un comico Luca Tramazzo Sardo chi un militante insomma de varias battaglie che hanno fatto fare e poi come è diventato comico. Allora, no, mi manca la nuova scusate, mi manca la riunione esatta. E non mi sta nato, non me la zappo. Vabbè, non mi zappo la prima pagina della Unione Sarda, no? Perché un po' per quale motivo? Vabbè, che la brincamo, non va tempo, andiamo a appunto già nuova dalla servizio andato che va rivolta proprio sull'accorpamento di scolastico in occasione cita su stesso argomento propone accorpamenti scatta la rivolta colpiti due istituti storici il classico Asproni e l'istituto Apolda scelta iniqua naturalmente no che Bisontotto che si pronunziano in merito fino a sa provincia quindi Pepe Ciccolini che narra colpisce che tali decisioni siano assunte da un commissario che ha avviato la carriera come provveditore degli studi di Nuoro e conosce bene la complessità territoriale attacca il presidente Ciccolini e poi sono scelte ancora più miopi se lette alla luce delle grandi sfide strategiche e in pratica queste su chi già hanno letto il suo giornale insomma ecco e ti sa Nuova Sardegna questa è sti
ospedali affidati al direttore sanitario, procedura atipica. Sergio Pili, già direttore ospedaliero, solleva dubbi sulla decisione della ASL. Numero 3. Nuove nubi sulle nomine alla ASL di Nuoro. A sollevare dubbi è sempre la scelta di affidare per via diretta e senza un bando al direttore sanitario Angelo Zuccarelli. Insomma, questo è veramente incozzato di Zuccarelli, in attesa di promuovere una procedura di assegnazione degli incarichi dopo la messa in aspettativa di Grazia Cattina, andata a dirigere la SL di Oristano. Anche la direzione dei presidi ospedalieri San Francesco, dello Zonchello e di Sorgo. Questa volta a parlare è Sergio Pili, direttore ospedaliero in pensione dopo aver operato a Nuoro, Oristano, San Gavino, Carbone e Cagliari. La norma prevede che in caso di impedimento temporaneo del titolare di una struttura, la sostituzione possa essere affidata ad altro dirigente della stessa struttura, da scegliersi secondo codificate procedure contrattuali definite all'articolo 25, sostituzione del contratto collettivo nazionale, e quindi l'affidamento al direttore sanitario che non fa parte dell'organico è altamente atipico e solo in caso eccezionale di forza maggiore potrebbe giustificarlo, spiega Pili, lei che è dirigente ospedaliero, ma la politica giustifica tutto. E poi viene la prepotenza politica. Duro scontro tra sindaco e assessore ad Argosolo. Vorreste andare, ma poi ti interessa di Argosolo? No, che Argosolo non è una cosa del Paco Conto. In questo momento in Argosolo per suo sindaco chi è rappresentante della Pratobello 24, quindi interessa attaccare la manovra e scontro aperto nel municipio di Argosolo tra il sindaco Pasquale Mereu e il consigliere Gian Nicola Taras, che il vice sindaco e assessore revocato lo scorso novembre. Al centro della polemica un presunto conflitto di interessi che secondo il primo cittadino renderebbe Taras incompatibile con la carica. Accuse respinte con fermezza dall'interessato, che parla di utilizzo strumentale di una questione tecnica e istituzionale per formulare valutazioni di carattere personale che esulano dal legittimo confronto politico. La frattura affonda le radici nella gestione del sito di Sugorroppo, oggetto anche di un contenzioso al TAR tra il comune di Argosolo e la società Gorroppo SRL, di cui fa parte un fratello del consigliere. Dopo una nota inviata da Taras agli uffici in risposta ad una richiesta di indirizzi politici con una lettera, Mereu lo ha richiamato ai doveri di imparzialità, sostenendo che la sua uscita dall'aula durante la seduta del 24 gennaio 2025, dove si parlava di Gorroppo, costituirebbe prova di incompatibilità. La sua posizione non è di assoluta serenità, ma in evidente conflitto di interessi, scrive il sindaco, rivendicando la difesa esclusiva degli interessi della comunità. Taras replica che il suo contributo era esclusivamente tecnico, legato e successivo ad una richiesta formale degli uffici, sottolineando e precisando come l'astensione richiamata da Mereu riguardava un singolo atto e non configura un conflitto permanente. Il richiamo a società private e presunti conflitti di interessi non trova alcun riscontro nella mia comunicazione, afferma Taras, ricordando che eventuali incompatibilità possono essere accertate solo dal Consiglio Comunale. Oh ya, male posta la cosa in Argosolo. Allora andiamo da innanzi, l'Ode apre lo sportello digitale fiscale, cioè questa nuova potrebbe essere un esempio, viene a noi. L'Ode sempre più servizi della pubblica amministrazione e della vita quotidiana si spostano online,
ma non tutti si sentono a proprio agio con le nuove tecnologie. Per questo motivo nel municipio di Corso Villanova è stato attivato il punto digitale facile, un presidio nato per offrire supporto concreto e gratuito a chiunque voglia imparare a usare gli strumenti digitali. Qui ogni cittadino può ricevere assistenza e formazione personalizzata per utilizzare i servizi e le tecnologie digitali in modo sicuro e semplice. Questi i principali servizi offerti in forma del tutto gratuita: supporto ai servizi pubblica amministrazione, assistenza per la creazione e l'uso dell'identità digitale, SPID, e della carta d'identità elettronica, accesso al fascicolo elettronico, gestione di servizi scolastici e pagamento di tributi, multe bollo auto, utilizzo dell'app, imparare a usare applicazioni fondamentali come l'app Io, Pagopa e App X. No, questa è una cosa de Paco Conto. Complimenti a Sasinnica dell'ODE e a amministrazione dell'ODE. Bene, andiamo da innanzi. Siniscola Lado, cioè Silvestro, lancia un appello: impegniamoci contro il declino. E pensate per noi che non siamo appoggiati alla Siniscola, questa Siniscola in declino, pensate per noi che non siamo praticamente a rimorchio totale del Siniscola. L'ex parlamentare interviene sulla perdita di servizio nel territorio. Un declino della cittadina di Siniscola e dell'intera baronia. Si impone una riflessione serena e costruttiva, dice l'ex Parlamento e assessore regionale Silvestro Lado. Quando si sostiene il territorio sta perdendo competitività. Non si può certo negare a tutti, ci dobbiamo sentire impegnati per trovare le giuste soluzioni ed invertire la rotta. In questi ultimi tempi la baronia è stata scippata di servizi essenziali che non riguardano solo lo svuotamento del distretto sanitario, che ha raggiunto livelli preoccupanti e insostenibili. E di questi giorni prosegue la notizia: il mancato accreditamento all'istituto Pira del liceo linguistico, nonostante avesse tutti i requisiti per una scelta squisitamente politica da parte della miope programmazione nuorese di accentramento a discapito del territorio provinciale. E io pensate pues quindi che insomma poi a Saine il liceo nascito in visti il liceo Pila, però comunque si in scuola, insomma, quindi vabbè, non entriamo in merito di questa cosa, ma ripeto, abbiamo sbagliato totalmente strategia. Andiamo da innanzi: donazione degli organi in crescita, abbiamo sempre ambito della Sardegna, in questo caso che è vissuto dalla provincia come rappresentato in Sardegna. La donazione di organi in crescita, secondo prelievo in 10 giorni. È un atto d'amore immenso. Penso che la è una emina che ha donato l'organo e va salvato tanta vita. Ad appena 2 settimane dallo straordinario gesto di generosità della donna nuorese, che con il suo assenso espresso in vita a favore della donazione ha permesso di salvare 5 vite. Nei giorni scorsi l'equipe multidisciplinare dell'ospedale San Francesco ha proceduto con successo ad un altro importante ed impegnativo prelievo multiorgano. La famiglia della giovane donatrice, conferma la dottoressa Pierina Ticca, responsabile del coordinamento locale trapianti dell'ospedale San Francesco, ha dato il consenso alla donazione degli organi, sottolineando il gesto di straordinaria generosità della donatrice e permettendo a diverse persone in lista di attesa di trapianto di continuare a vivere. Ecco, questo è Acchervene, questo è veramente pensare a sa collettività e pensare a sa sempre. Andiamo da innanzi,
siamo sempre in pagina 3, Nuova Sardegna, Fratelli d'Italia non chiuderà alcuna scuola. Da Todde solo accuse infondate, ma la regione continua ad accusare il governo solo freddi calcoli, cioè praticamente non chiuderà nessuna scuola, è il vero, però bisogna sull'accorpamento, cioè praticamente è vero che le scuole non tancano, però vengono accorpate e quindi chiaramente batta poi una riduzione del personale amministrativo, posché aterum e poi viene al prestigio, namulo sono cose non per perdere l'autonomia scolastica. Nessuna scuola chiuderà, nessuno studente sarà spostato e nessun docente perderà il proprio posto. Il nuovo piano di dimensionamento scolastico della Sardegna, al centro dello scontro politico tra governo e regione, riguarda esclusivamente l'accorpamento delle direzioni scolastiche, non la sospensione dei presidi educativi nei territori. A sostenerlo con forza la vicepresidente dei senatori Fratelli d'Italia. È chiaro che cerca di difendere e sminuire una cosa che però praticamente è una sovrapposizione del potere, cioè il governo che commissaria a Sardegna, la quale non può decidere come si organizzare sul distretto di scolastico, no? Invece vi pensa sul governo che commissaria, e cioè praticamente che tira sul potere a questa regione e lo si impone in maniera di prepotenza. Il Nuorese e l'Ogliastra in rivolta, perde l'autonomia anche la Sproni. Orgosolo accorpata ad Oliena, Tertenia trasloca a Barisardo, cioè pensate cosa non fa Orgosolo accorpata ad Oliena, quindi noi mi ha chiesto Oliena, eccetera, eccetera, meno male che non va essere da Oliena è Dorgali, insomma, bisogna tutto questa scompetizione, le goi che non sono da poco conto, ma che sono pure del tipo psicologico e dell'immaginario collettivo. La scuola del commissario governativo sul dimensionamento scolastico per la Sardegna, Francesco Feliziani, ha colpito duramente soprattutto il Nuorese e l'Ogliastra, territori che su un totale di 9 autonomie cancellate nell'isola a partire dal prossimo settembre saranno privati di 5 realtà fino ad oggi indipendenti. Nuoro, dove proprio Feliziani è anche stato provveditore, ma deve entrare meta, vedrà soppresse 2 realtà storiche. La prima, il liceo classico Giorgio Asproni, istituto della città 1861, eccetera, eccetera, e così via. Però questo è stato italiano del fatturai, anche se sono numeri, in base a questo numero stia anche te girare, non importa che tu sia Sardegna o a particolarità. Andiamo da innanzi di finanziaria, tensione in aula, ma oggi arriverà il voto finale. Ecco, pare che non sia in gestione provvisoria, che oggi arriva sul voto finale. In tutto sono stati presentati 7.000 emendamenti, la maggior parte ostruzionistici. Trovata l'intesa tra coalizioni sui fondi per i danni del ciclone R agli enti locali. Intanto Pisdaz a Ciaro Amoro, candidato mai eletto, cioè non so il veleno, Sassari, lo scontro tra sardisti si fa sempre più acceso. Accuse anche a Sanna, Planeta e Puligheggio. Sulle macerie politiche di quello che fu il Pisdaz si consuma una guerra tutta di rancori, accuse personali e ripicche. Sullo sfondo l'incubo che la minoranza, uscita per un pelo sconfitta dalla conta giudicata irregolare dei voti al congresso di Sassari, si rivolga al tribunale civile. Non sarebbe la prima volta, ma segnerebbe la plastica dissoluzione del partito che solo 7 anni fa eleggeva in pompa magna Cristian Solina presidente della regione. Giancarlo Arciano, leader storico dei Quattro Muri nel nord-ovest, imprenditore, deputato, assessore provinciale e comunale di Sassari, già segretario nazionale del partito nei primi anni 90, replica a muso duro ad Antonio Moro, che ieri aveva letto l'esito del congresso di Sassari alla luce della dialettica tra conservazione
esame ma feroce e innovazione. Acciaro così si rivolge ad Antonio Moro, presidente del partito: ho portato io Antonio Moro nel partito più di 30 anni fa e ne conosco pregi e difetti. In questo caso sta soltanto cercando di coprire il suo ultimo fallimento elettorale con un polverone che risponde alla logica del tanto peggio tanto meglio. Acciaro cita anche gli alleati di Moro: Giacomo Sanna e Fisioplaneta, che è stato consigliere regionale nel 1984 per ben 3 legislature, sua moglie Carla Pulighedu, nominata proprio da Solinas garante regionale dell'infanzia. Tutta gente che incara Acciaro abituato a gestire il potere e che oggi si trova a disagio nel dover soltanto militare nel partito senza una prospettiva certa di nuove prebende. Oh yeah, yeah. Male, 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 male. Non costruire dove non si può. L'alluvione di Olbia insegna. Il divulgatore scientifico Tozzi: temo la mano dell'uomo. Tozzi è su chi ha un solo pianeta, mi pare che ha questa televisione. Se dovesse scrivere un vademecum sulle buone pratiche nella prima riga, con il pennello rosso a caratteri cubitali, opterebbe per un non fare come Olbia. Il noto geologo, divulgatore scientifico e conduttore RAI Mario Tozzi, chiamato a riflettere sul reale rischio di frane in Sardegna, le immagini di Niscemi fanno rumore a distanza, fa prima di tutti un distinguo. Nell'isola le frane sono un caso particolare, l'erosione costiera un caso generale. Oh, yeah, yeah. Arrione tutti. Eccola una bella scuola, invece sport, battaglie e magie, sfida a tutto campo per Seba Esposito. Seba Esposito, Sebastiano. Chiamano pure il nipote mio Seba, io lo chiamo Bustiano chiaramente. Si sacrifica per la squadra e incide, delizioso assist d'esterno, no look. Una limba, insomma, in pratica, ha detto lo momento avanti questa cosa che a Crasa sa 9 mancano un quarto, veste Cagliari Verona. Una partita in nome di Cagliari la deve impegnare a su massimo, insomma, può mantenere su la marcia che insomma abbastanza bene ingranata. E andiamo da innanzi e andiamo su economia, artigianato. Questa è l'Unione Sarda, l'isola si candida all'IGP. Dal corallo ai coltelli, 5 produzioni hanno chiesto il marchio di origine. IGP è proprio questo, insomma, è il marchio di origine. L'artigianato sardo cerca il grande salto di qualità, si candida ad ottenere il prestigioso marchio di qualità IGP, lo stesso che fino ad ora era riservato solo alle eccellenze dell'agroalimentare. Per adesso sono 5 le candidature per altrettanti prodotti artigianali sardi in cerca della indicazione geografica protetta, IGP, indicazione geografica protetta. Toccherà poi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy valutare le candidature e conferire una denominazione che in tutta Europa garantirebbe lustro alle piccole produzioni isolane, fino ad ora portate avanti con successo dalla maestria degli artigiani che le tramandano nel tempo. E insomma, corallo, coltelli, chimbe produzione, le vediamo scale sono. Allora, produzione determinate nell'ambito della proprietà industriale, GP, vabbè, non al busco, quindi Calero sa schimbe produzione che sono
pettini GP, candidature potrebbero aprire la strada, soddisfazione, boh, non bisogna elencarla, già vabbè, pazienza, andiamo da innanzi, transizione verde, intesa con l'Ucraina, in effetti il moderno sotto Carbo chieste appunto un'azienda pubblica che si occupa di energia, Kiev sigla l'accordo con la Sotacarbo, transizione verde intesa con l'Ucraina. È stato siglato ieri mattina un accordo tra la Sotacarbo SPA e l'associazione delle comunità carbonifere dell'Ucraina. Il memorandum ha l'obiettivo di istituire un quadro di cooperazione internazionale tra i due soggetti al fine di promuovere lo scambio di competenze nel settore della transizione giusta delle regioni che ospitavano in passato l'attività estrattiva carbonifere ed ora promuovono uno sviluppo territoriale sostenibile. Qual è il ragionamento dell'Ucraina praticamente? Ecco, la Russia è il bombardante dal centrale, chi hanno una gasolio e chi hanno una carbone, e quindi i test sono accelerando l'investimento in altra produzione, per esempio in pala eolica, spocca il motivo. Che un bombardamento può distruggere una pala eolica, ma non è che distruggere una centrale, cioè un drone praticamente non può distruggere una batteria di 20 pala eolica, ne distruite una, invece se questo drone arriva da una centrale termica tipo Portoverme e Tenisco e Porto Torres, beh, la distrugge tutto e quindi no, metà megawatt che a mancare, mentre distruggere una paleolica non paga il megawatt e poi potete essere ripristinati in per secolo. Questo è il suo ragionamento. L'Ucraina è costretta a investire in energia alternativa proprio per questo motivo. Bene, aerei, boom di passeggeri nel 2025, un balzo in avanti del 5,3%. Va bene, vi colamos in presse, casimo su un qualche ritardo, che siamo già a 38 minuti, no, siamo in ritardo, insomma. Allarme spopolamento, i giovani in campo, invertiamo la rotta, cioè lavoro, partecipazione e responsabilità, il piano di diocesi e pastorale sociale, quindi questo è un intervento in merito al suo travaglio, alla sua occupazione del Sacreia, insomma, ecco, il futuro delle piccole comunità a finire sotto la lente di ingrandimento, in particolare quello delle località dell'entroterra sardo, paesi che oggi fanno i conti con lo spopolamento, l'invecchiamento della popolazione e il calo delle nascite. Gli anni passano, gli anziani aumentano e i giovani che scelgono di restare diventano sempre meno. Eppure c'è chi decide di esserci, di partecipare attivamente all'attività sociale e politica del proprio paese, di custodire e rinnovare le tradizioni ereditate dagli antenati. Ne sono testimonianza i giovani protagonisti dell'incontro della conferenza regionale di pastorale sociale e del lavoro. Ieri il primo appuntamento al seminario arcivescovile di Cagliari, domani il secondo ad Alghero, momenti di confronto e dialogo in cui la Chiesa si propone come guida con un messaggio di speranza rivolto a comunità e istituzioni. Va bene. Approvamos tutto su Kervono. Andiamo adelante, San Donato, laboratorio multietnico. Vedete se praticamente è una scuola allora, nella scuola del centro storico di Sassari, su 30 alunni delle prime, solo 3 sono italiani, cioè in questo caso sardo. Cioè sono sardos, quindi non pessinello schieni altri due. Nell'istituto l'80% dei bambini sono stranieri. La preside servono mediatori culturali, cioè ecco, su mondo scambiane non solo che Trump un posto in un'acqua come nell'America, ma scambiando pure pro movimento delle persone, che bisogna sempre di stato di su mondo. E quindi ne dobbiamo spiegare a tu e vivere la vita
nuova chiesa spasentane, non cercare della tornare dai secoli e la vivere in maniera vesta. Gli stranieri ormai siete voi. La scuola di San Donato, fuori di Sassari, di Sassari Vecchia, riflette la mutazione demografica dell'area, dove l'autoctono compone un colore sbiadito di un affresco sempre più multietnico. Tutto è cambiato nell'istituto più vecchio della città, nato nel 1922 agli albori del fascismo, intriso delle note architettoniche di quello che allora si rappresentava come futuro d'Italia e che oggi, superato il secolo, rappresenta il laboratorio di un altro orizzonte antropologico. I dati: abbiamo due prime quest'anno da 15 alunni, 15 alunni l'una, racconta Patrizia Mercuri, dirigente dal 2011 dell'istituto comprensivo San Donato. 3 bambini sono italiani, un altro ha il padre del Senegal e la madre sassarese, mentre gli altri sono tutti di origine straniera. Mercuri, anche assessora comunale, dalle altre deleghe all'anagrafe, consegna questo dato in una commissione consiliare dedicata ieri ai servizi demografici. L'inciso assume però l'evidenza di un cambiamento difficile da afferrare e che a scuola appare più tangibile. Nelle quinte solo il 35% è italiano e su 92 alunni complessivi distribuiti su 6 classi della primaria, gli stranieri raggiungono la quota dell'80%, cifre evidentemente da tenere conto. Insomma, scusate, ma certo articolo lo devo per forza leggere, se no non ha dite serviti visti TV. La Blue Ocean ha in salvo dopo una notte di paura. Batafito questa nave del trasporto, un cargo praticamente in difficoltà su mare e a quanto pare poi sono soccorso Rosardo, sono arrivato tornata a porre in rotta e tutto sta andato bene, però non nos firmamos tanto. PNRR, fondi per l'occupazione, la regione perde 105 milioni, ma l'assessora Manca accusa la colpa è di chi ci ha preceduto. Beh, è chiaro, no? Le risorse erano inserite in un programma di sostegno alla formazione, cioè non si procedete insomma in questo a istituire organo di formazione, quindi l'acronimo è GOL, proprio GOL, autogol deve essere acronico, e sta per garanzia di occupabilità dei lavoratori, un programma di politica attiva che trasversalmente alle età anagrafiche venne pensato nel 2022 dal governo Mario Draghi per rilanciare il lavoro utilizzando fondi PNRR. Missione 5. Alla Sardegna in 4 anni sono stati assegnati quasi 212 milioni, ma il mancato raggiungimento del target sulla formazione ha fatto dimezzare le risorse. Edilizia: entro il 2029 nell'isola serviranno 11.000 addetti. Siamo pronti a preparare nuove professionalità. Beh, insomma, non so, rischio di essere impresa che non sapano operaio di piccare in assunzione. Manovra all'ultimo metro, oggi si chiude, sempre l'Unione Sarda in questo caso, ieri 8 ore per un articolo, poi l'accordo su sanità e scuola e l'aula sblocca. Lavoro precario sempre più povero, un sardo su 3 non arriva a 1.000 euro, il 58% delle assunzioni è nei settori a bassa produttività. Volamos a sa politica internazionale, lo zar dei confini a Minneapolis riportò l'ordine, questo non è lo zar che è in Russia, ma è lo zar nominato Gai, che è a capo di questa milizia trumpiana, che è stato nominato da Trump in sostituzione di questo tale bovino. Tom Homan arriva in Minnesota, ma gli USA rischiano lo showdown, cioè lo showdown è che va a
una parte de trabajadores administrativos o dipendentes públicos che ne stipendio. Riporterò l'ordine e la legge in Minnesota. Io lo ha promesso lo zar dei confini Tom Homan, inviato da Donald Trump per una de-escalation a Minneapolis dopo l'uccisione di due manifestanti anti-ICE e la rimozione del controverso comandante Atlas del Border Patrol Greg Bovino. Oman ha usato toni chiari ma concilianti, anche se nel frattempo gli Stati Uniti rischiano di passare dal caos di Minneapolis a quello del nuovo showdown. I Dem hanno affondato il Senato, al Senato un voto procedurale cruciale per evitare la paralisi del governo che avevano subordinato ad una riforma dell'ICE, chiedendo 3 cambiamenti stop alle ronde federali, fine dell'impunibilità degli agenti e obbligo di bodycam che è io che c'è telecamera filmare su chi non fa Kenny, il mancato via libera al pacchetto di spesa che finanzia oltre 3/4 del governo federale rende quasi inevitabile una chiusura parziale a partire da sabato a mezzanotte, benché i democratici e la Casa Bianca stiano ancora cercando freneticamente un accordo dell'ultima ora, cioè se non c'è questo accordo in pratica non bisogna solo stipendios e andata in showdown. Trump minaccia l'Iran e frena i russi. 10 navi da guerra USA verso il Golfo, Mosca non attaccherà per una settimana, cioè praticamente pare che sia riuscito a convincere a Zuzzareddu della Russia a sospendere il bombardamento pro una chita, ma i dimoni, speriamo che sia vero, hanno essere stata vita salvata sia da sala ucraina sia da sala russa e coreana che bisogna niente. Donald Trump ottiene una mini tregua invernale dalla Russia e intanto aumenta la pressione militare sull'Iran per provare a riportarlo al tavolo dei negoziati sul programma nucleare. 30 sotto zero, niente attacchi su Kiev o altre città per una settimana, visto la crudele ondata di gelo preannunciata per i prossimi giorni in Ucraina, con minime che potrebbero toccare i 30 gradi sotto zero. Donald Trump fa sapere al mondo di aver ottenuto il sì di Vladimir Putin alla sua richiesta di uno stop di qualche giorno alle ostilità sul terreno. Non hanno mai vissuto un freddo del genere, spiega il presidente americano dalla Casa Bianca, dettagliando di avere personalmente chiesto al capo del Cremlino questa tregua. Lui ha accettato e devo dirvi è stato molto carino. E Poteschi aggiunge il Tikkun. L'annuncio di Trump non ha trovato nessuna conferma immediata a Mosca e una dichiarazione importante è stata invece la prima reazione del leader ucraino Volodymyr Zelensky, che su X ha ringraziato il presidente americano, sottolineando che l'approvvigionamento energetico è fondamentale per la vita e che le misure di de-escalation contribuiscono ad un reale progresso verso la fine della guerra. Vabbè. Poi per tutta la questione iraniana che non abbiamo tempo di affrontare, che siamo già in 49 minuti, 50 minuti, no? Pasdaran nella lista dei terroristi UE, Farnesina ha disposto il ritiro di metà del personale dall'ambasciata di Teheran, cioè praticamente Pasdaran, che è una milizia non regolare sotto a comando del Ayatollah, è stata dichiarata giustamente una milizia terrorista e giustamente quindi posta il elenco de sal milizia terroristica che in questo tancamos il tenore de oie e non damos appuntamento torna a casa. Scusate ma oggi è durata troppo a cliccare di riduire il tempo